Amici di Teleormagna, appassionati di luoghi e misteri, siamo ancora una volta insieme e questa è un'altra puntata nella quale ci occuperemo, come è stato nella puntata che avete visto 7 giorni fa, di ipnosi e di ipnosi regressiva. Beh, in un certo senso è una continuazione perché continuiamo ad esplorare questo mondo che in un certo senso può essere definito coerente con quello che è il nostro viaggio, luoghi e misteri. In questo caso si tratta comunque di un mistero perché forse, e poi lo sentiremo dalla nostra ospite, siamo ancora agli albori e quindi probabilmente c'è ancora molto da scoprire in merito a questo tema. Ovviamente con noi c'è sempre Claudio Canistrà. Ciao Claudio. Buonasera a tutti. La prima puntata ha lasciato il segno però. Diciamo Claudio, che l'abbiamo lasciata un po' a metà quando la signora era tornata indietro ai 7 anni, forse c'è ancora qualcos'altro che bisogna dire, ma diciamo che i campi in cui questa tecnica può essere utilizzata sono tantissimi. Faccio un po' una sintesi, cioè nel senso da cose molto semplici come per esempio curare l'ansia, le fobie eccetera, a cose più complicate. Avevamo visto come qualcuno riusciva nel passato anche a fare degli interventi chirurgici in ipnosi, proprio perché non si sente il dolore da questo punto di vista. E poi avevamo visto anche che nell'antichità era un fenomeno che si conosceva e che era usato. E io vorrei fare un altro riferimento storico. C'è stato un grande medium che si chiama Edgar Cayce, il quale ha curato le persone praticamente con questo metodo. Prima si era autocurato lui stesso vedendo i problemi che aveva, ne abbiamo parlato in una delle primissime puntate, poi praticamente curava gli altri consigliando i rimedi usando questa tecnica, e a tal punto che lui ha creato un ospedale negli Stati Uniti dove la gente andava lì e in qualche maniera i pazienti venivano curati. Quindi diciamo che è una cosa antica e moderna allo stesso tempo. Poi al giorno d'oggi diciamo le tecniche sono l'evoluzione sviluppate. con... E l'altra cosa è che comunque bisogna avere una preparazione medica, questo ricordiamolo perché come tutte le cose bisogna fare molta attenzione. E infatti chi ci accompagna anche in questa tappa è la dottoressa Giustina Veneziano, che è psicologa ad orientamento cognitivo comportamentale, esperta in neuropsicologia e ipnologia. Si occupa di ipnosi da oltre 10 anni, vive a Carmagnola in provincia di Torino, dove ha fondato con il dottor Angelo Gonella il centro Ipnosi Medica, dove l'ipnosi medica e clinica è insegnata ai professionisti sanitari. Dunque si capisce anche da questa breve presentazione che in ogni caso l'ipnosi è possesso di chi ha cognizioni mediche, quindi chi è laureato comunque o in medicina o comunque un qualcosa di analogo. Assolutamente. Noi insegniamo nella nostra scuola, il CIM, a personale medico, infermieristico, a psicologi, psicoterapeuti, e quindi è importante che diciamo, questa pratica sia appannaggio di persone che poi, cioè di professionisti che integrano nella loro professione questo strumento che è un qualcosa in più che va a completare, ad arricchire diciamo la professione, ma non c'è il patentino, diciamo No, così, dell'ipnotista. ma è una brutta comunque abitudine italiana, no? Uno si laurea, fa fatica a laurearsi, magari si laurea con 110 lode per diventare avvocato e poi deve comunque sostenere un esame per essere iscritto all'albo. Cioè non basta essere laureati. Non no? basta mai. Siamo tutti in continua formazione. Così per i dottori commercialisti che devono sostenere un esame per diventare... È una brutta, secondo me, una brutta abitudine dell'Italia, però stendiamo un pietoso velo. E come si usa per le migliori soap opera, si fa il riassunto della puntata precedente.
Vogliamo farlo velocemente? Sì, cercherò di proprio dire le cose più importanti veloce. Allora, che cos'è l'ipnosi? Quando un paziente mi chiede ma che cos'è l'ipnosi, dottore? L'ipnosi è una modificazione di coscienza, la quale si raggiunge attraverso l'immaginazione, quindi fondamentale focalizzarsi, concentrarsi su un solo oggetto, un solo pensiero che viene suggerito dall'ipnotista e che possiamo chiamare, cioè che si chiama tecnica di induzione. Quindi quando l'ipnotista suggerisce alla persona di immaginare, ad esempio, di assaggiare una mela, di sentirne il sapore, di sentirne il profumo, e di deglutire, di sentire l'energia che questa mela sta dando al corpo della persona, ecco che se il paziente si lascia coinvolgere ed entra in questa immagine, piano piano poi entrerà, o anche velocemente, rapidamente entrerà in trance. Quindi di cosa stiamo parlando? Di modificazione di coscienza. Può essere una modificazione vigile e quindi la persona è pienamente consapevole di tutto ciò che la circonda, anche se si fa tutto molto più distante, si fa tutto molto più lontano, più silenzioso. Oppure può essere una trance sonnambulica e quindi la persona è completamente immersa in quello che sta realizzando. E le persone sonnambuliche realizzano, abbiamo detto, l'analgesia e, fra le altre cose, e l'amnesia. L'analgesia può essere anche realizzata dalle persone vigili, ma molto molto abili. Beh, certo. E quindi l'analgesia si entra in uno stato di analgesico che equivale più o meno a quello che viene fatto proprio per un'operazione o per qualcosa di simile o per un intervento o andando dal dentista, tramite l'ipnotismo non si sente il dolore. Esattamente, ma noi possiamo utilizzare l'analgesia, ad esempio, anche per l'accompagnamento al fine vita, no? Quando la persona purtroppo è affetta da una patologia importante, oppure più semplicemente per quando abbiamo il mal di testa anziché prendere l'aspirina, piuttosto che no? Quando abbiamo il mal di schiena. Prendi un analgesico, prenditi un ipnotista, no? Più o meno. No? Perché no? Io lo tengo in casa, poi alla necessità, invece dell'analgesico, mi prendo l'ipnotista. Oppure faccio questo, il mio ancoraggio per l'autoipnosi. Ecco, però devo prima andare dall'ipnotista che mi induce a questo atteggiamento che mi occorre per auto-ipnotizzare. Perfetto. Però diciamo che è sempre il nostro organismo che agisce, perché è sempre il cervello, non dimentichiamolo che questo è qualcosa che avviene nel nostro cervello, quindi siamo noi che permettiamo che avvenga questa cosa. Certo. Questo è fondamentale, è fondamentale. No, l'ipnotista è solo uno strumento, chiaro, naturalmente. Perché noi se ci avviciniamo all'ipnotista col pensiero, tanto non ce la fa, a ipnotizzarmi perché io sono più forte di lui, è chiaro che tutto è inutile, no? Mi pare di capire. Cioè è sempre comunque il soggetto, la persona, il paziente che entra in trance. Poi chiaramente ci vuole l'ipnotista, ci vuole l'operatore, ma è sempre il soggetto che decide, tutto sommato, se entrare o no. Certo, e poi abbiamo detto un'altra cosa molto importante, lo diciamo velocemente, che molti atleti attraverso l'ipnotismo possono arrivare a migliorare le loro performance. Sì. E quindi può accadere per calciatori, può accadere per chiunque. Assolutamente, perché innanzitutto si lavora sugli stati d'ansia, quindi l'ansia anticipatoria, l'ansia da performance, poi si lavora sulla concentrazione, sull'attenzione, quindi insomma, ma anche sul dolore, perché no? Magari si resiste un pochino di più al dolore e quindi sì, è utile anche in questi casi. E nella puntata precedente abbiamo visto la paziente Ivana che addirittura è tornata indietro all'età di 7 anni. Sì. Ha cambiato voce, mangiava le ciliegie e sputava l'osso, sì. in compagnia della nonna. Però io le chiedo, prima di andare a vedere la serie che riguarda il paziente Lorenzo, sì. Le chiedo, ma l'ipnosi regressiva è pericolosa? Allora, innanzitutto facciamo un distinguo: l'ipnosi regressiva può portare alle età precedenti della propria vita e quindi quello che abbiamo visto in Ivana,
e quindi è possibile utilizzarla ad esempio per andare alla ricerca dell'origine di un trauma. È assolutamente utilizzata da un operatore, da uno psicoterapeuta, da un medico che sappia utilizzare Beh, certo. l'ipnosi. Non è Non facciamo sciocchezze, non Non facciamo mettiamoci... sciocchezze, ma non ci sono neanche particolari controindicazioni. Abbiamo detto nella puntata precedente che non bisogna utilizzarla con pazienti con psicosi gravi, questo è fondamentale, perché comunque l'ipnosi richiede una dissociazione e nelle psicosi c'è già una dissociazione, quindi non andiamo ad alimentare qualcosa di patologico. Sì, non andiamo ad aggravare qualcosa che è già di per sé grave. No, no, assolutamente. Mentre per quanto riguarda l'ipnosi regressiva alle cosiddette vite precedenti, non entro nella sfera personale delle credenze, naturalmente, no? Ma c'entra Claudio, Claudio, possiamo andare a vedere le vite precedenti? Io credo che questo dovremmo fare una puntata a parte, Ma perché probabilmente la faremo. qui ci sono tante idee e ci sono tante teorie, quindi non si sa se questa regressione sia vera, sia finta, sia il nostro cervello che crea delle cose, perché ricordiamo che tutto questo dipende dai neuroni della corteccia. Sono loro che comandano e che vengono influenzati. Se ti ricordi, quando abbiamo visto quella persona che faceva i quadri, avevamo visto che c'era una tesi di laurea dove avevano visto che questi neuroni, che si chiamano neuroni a specchio, venivano stimolati particolarmente in queste persone che facevano i quadri in trance. Quindi è lo stesso discorso, è quell'area cerebrale che probabilmente ha delle caratteristiche particolari che devono ancora in parte essere studiati. Quindi diciamo che è interessante perché adesso molti guardano anche per quello che riguarda l'oroscopo, andare a vedere nell'oroscopo le vite precedenti, però io sono molto prudente su questo. Sì, si possono vedere quello che è successo nel passato, ma probabilmente noi abbiamo delle simpatie, delle sintonie, delle cose a cui siamo legati rispetto a momenti del passato o a paesi del passato o a luoghi del passato, perché forse sono dentro, secondo me, sono dentro la nostra carta astrale, quindi dipende tutto da qui. Lei prima ha parlato di immagine, ricordo che l'immagine è Nettuno, Nettuno che si scioglie, Nettuno che è il dio del mare, Nettuno che non sempre si percepisce in maniera chiara, Nettuno che può avere tante facce diverse da questo punto di vista, potrebbe essere una sorta di Giano bifronte in questo senso, ecco. Quindi dobbiamo tenere presente che questo pianeta, le energie di questo pianeta, come abbiamo visto che possono permettere di andare nell'oltre e quindi di andare in dimensioni diverse, possono anche dare percezioni particolari. Tutti quelli che hanno l'intuito, il famoso intuito, sia quelli che giocano alla roulette e vincono, sia gli altri, hanno in genere un Nettuno splendido nella loro carta natale. Però voglio dire una cosa, anche i drogati hanno un Nettuno forte nella loro carta natale, perché in questa maniera tendono a cercare altri mondi, altre zone, altre cose. Ricordiamo che è sempre l'immagine, no? E ci sono alcune droghe che credo, se non mi sbaglio, che possono far andare anche in trance, quindi c'è anche questo discorso che da seguire con molta attenzione. E certo, e anche perché, dice, il pericolo potrebbe essere quello di creare false memorie. Cosa vuol dire? Allora, è molto importante, ma questo non solo nell'ipnosi, anche quando si fanno ad esempio degli interrogatori, no? Non mettere, fra virgolette, in bocca alla persona la risposta, quindi c'è una modalità ben precisa, un protocollo da seguire, che appunto aiuta l'ipnotista a non creare falsi ricordi, false memorie nella persona, che quando regredisce, sia all'età diciamo della propria vita, ma anche diciamo la regressione a momenti irreali, no? A ipotetiche vite precedenti, potrebbe creare dei falsi ricordi che non sono altro che una stratificazione della memoria, ad esempio, o una rielaborazione a livello inconscio e inconsapevole di un qualche cosa che abbiamo visto, che abbiamo percepito, che magari ci siamo dimenticati, che poi abbiamo rielaborato. È molto simile il linguaggio dell'ipnosi a quello del sogno, il linguaggio onirico, quindi tutto ciò che arriva da una seduta va assolutamente accolto, è importantissimo, ma va poi trattato sempre con molta cautela, E diciamo allora così. la domanda spontanea, direbbe qualcuno, potrebbe essere: ma come funziona l'ipnosi regressiva?
noi stiamo parlando di quale ipnosi regressiva? Allora, diciamo in generale. Allora, in generale. Allora, abbiamo, non so se si è sentito bene il passaggio diciamo, nell'ultimo video di Ivana. Io ho suggerito a Ivana di lasciare andare la mente, no? Che la sua mente si espandesse al di là dei confini dello spazio e del tempo e che lei andasse a ripescare, ad esempio, un momento della sua vita andando indietro con il nastro del film della sua vita. Questa è una delle tecniche, poi si può prendere un mezzo di trasporto e andare all'indietro, no? In retromarcia come il treno, eccetera, eccetera. Quindi si ripercorrono le tappe della vita e poi è l'inconscio che guida, nel senso che io adesso, Ivana è una persona che conosco e abbiamo già insieme lavorato, però alla persona che non ho mai portato ad esempio in trance regressiva, suggerisco di andare semplicemente dove vuole andare. Non c'è mai il suggerimento da parte dell'operatore, è l'inconscio che guida. A un certo punto, se c'è qualcosa di significativo nel passato della persona, andrà spontaneamente quella persona a quel momento e poi da lì si lavora a livello psicoterapico, eccetera. Quindi se ho risposto alla domanda, certo. È un lavoro, diciamo, che fa il paziente. Anche in questo caso l'ipnotista è colui che accompagna, è un po' come la mamma, quando eravamo piccolini, che ci portava per mano. Allora dico, io ipnotista ti porto in un momento particolare. Da lì riesco a capire e a comprendere se ciò che è accaduto allora ha avuto degli effetti sulla mia vita attuale? Allora, questa è una ottima domanda, me ne accorgo dopo. Allora, io vi porto il caso, ad esempio, di una persona, vabbè, per curiosità, che ho fatto regredire a una ipotetica vita precedente, una persona con un disturbo, con una fobia, no? Claustrofobica, quindi una persona che non aveva mai messo piede su un ascensore, in un ascensore. Con una seduta di regressione siamo andati a un momento particolare di una di queste vite, cioè quindi le abbiamo nel Grand Canyon, siamo andati nel Grand Canyon. Questa persona in un'altra vita era rimasta, diciamo così, intrappolata nel Grand Canyon insieme ad una squadra, no? E quindi viveva negli Stati Uniti o era un turista? Viveva negli Stati Uniti, però diciamolo, parlava in italiano, quindi con me. È ovvio. Ecco, quindi certo. Anche questo ci lascia un po', no? Pensare. Ecco, allora io ho assunto il ruolo della squadra di soccorso, l'ho salvato e lui da quel giorno, quella persona ha risolto il problema della claustrofobia. Sì, e quindi può essere utilizzata, io perlomeno utilizzo anche questa tecnica, ma sempre a scopi terapeutici. Ecco, il fondamentale, Claudio, quindi è il fatto che si usi la tecnica, come abbiamo detto, a scopi terapeutici. Discorso, è inutile giocarci sopra o per creare, come abbiamo detto prima, anche delle false sensazioni per poter poi costringere chi è ipnotizzato ad agire in un determinato modo. No, ogni cosa che si utilizza bisogna essere preparati, ma questo l'abbiamo visto per tante cose. Il fatto che rimangano, volevo dare una spiegazione, una sorta di spiegazione, il fatto che rimangano questi ricordi che alcuni dicono che sono delle vite passate, poi chi crede alla reincarnazione, però quello è un altro discorso, rimangano comunque dei pezzi, dei blocchi di memorie, che questo l'abbiamo già visto anche per le persone che scompaiono. Cioè chi muore lascia dei blocchi di memorie che sono energie, e questo i medium ce l'ha detto tante volte, non è alle volte lo spirito della persona, ma sono i suoi eventi, le sue memorie, questi blocchi energetici che rimangono e che con cui i medium possono venire in contatto. Quindi il discorso è altamente aperto. Poi c'è un altro punto che non abbiamo detto, che credo che sia il più importante, è quando la paziente si risveglia, perché lì è il punto chiave, che se l'ipnotista non è preparato, il rischio è come il sonnambulo che viene scosso, dopo possono venire dei grossi guai, mi sbaglio, no? Cioè, ti devo un po' contraddire a livello clinico. Ma mi piace il contraddittorio.
Nel senso che è vero per il sonnambulo questo, ma non per il paziente in ipnosi. Tant'è che spesso la persona ha questo timore, mi dice: ma dottoressa, Ecco, mi come sveglierò, faccio a tornare? mi risveglierò, e allora mi sento di rassicurare tutti, assolutamente sì, anche se mi dovesse capitare qualcosa durante la seduta, la persona si risveglierà magari perché avrà un bisogno fisiologico di andare a fare la pipì, oppure perché Quindi dopo può un po'... risvegliarsi anche in maniera naturale. Assolutamente sì, ma non solo, può risvegliarsi tranquillamente durante una seduta di ipnosi, magari in quel momento non ha più voglia di stare in quello stato e allora si risveglia, sì. Capita molto molto raramente, Ecco. perché siamo noi, cioè è l'ipnotista che guida, Appunto. però può succedere, quindi è assolutamente, non c'è alcuna, diciamo, Claudio. Invece col effetto sonnambulo, collaterale. col Sì. sonnambulo è più sonnambulo. pericoloso. Sì, col Eh sonnambulo vabbè, sì. questo è sempre stato detto, no? Che Certo. chi incontra un fenomeno di sonnambulismo deve stare molto attento a risvegliarlo, perché potrebbe essere pericoloso. No? Esattamente, ma questo assolutamente non accade con l'ipnosi, quindi va Quindi bene. possiamo stare tranquilli. Assolutamente sì, e soprattutto perché quando... Possiamo chiedo farci scusa. ipnotizzare. No? Assolutamente, ma soprattutto possiamo andare in autoipnosi, perché quando siamo a casa entriamo in autoipnosi, entriamo anche in una trance abbastanza profonda, poi ci risvegliamo in maniera spontanea. Quindi con l'ipnosi, come abbiamo sentito da Claudio, si può correre il rischio di risvegliare anche a livello di neuroni quello che magari vorremmo poter avere. Ad esempio io, che ho studiato pianoforte, ma ero una schiappa, ho smesso, però mi piacerebbe tanto svegliarmi domani come quello che all'improvviso si è svegliato e sapeva dipingere e dipingere bene, e ogni tanto dico: se mi potessi svegliare sempre suonare il pianoforte. Lo so. Con l'ipnosi non lo posso fare. Mi dispiace, ma No, non è devo proprio rimanere una così, schiappa. nel senso che con l'ipnosi non facciamo diventare violinisti. No, ma io non vorrei no, diventare esatto. Beethoven, però mi piacerebbe essere un po' meglio Certo. della schiappa Ma- che sono. No? Allora, diciamo che l'ipnosi sicuramente aiuta moltissimo nella concentrazione, attenzione e motivazione. Quindi una persona che dopo 5 minuti, 10 minuti si rompe un po' le scatole di suonare il pianoforte, magari rimane un'ora e mezza ad allenarsi, e questo già fa la differenza. E poi magari si possono abbassare anche i blocchi, no? Una persona che ha l'ansia da prestazione, che non vuole farsi sentire suonare, cioè non vuole che le altre persone lo ascoltino, piuttosto che... Ma vabbè, quello attacco la spina con l'auricolare, quindi sono a posto, no? Non ho Quindi- bisogno dell'ipnosi. Assolutamente, però diciamo che sì, ci sono assolutamente dei miglioramenti, e l'ipnosi per l'empowerment lavora proprio su questo, però poi la persona deve avere il talento, le capacità. Certo. Siamo arrivati ormai alla fine della prima parte. Vogliamo anticipare che cosa riguarda, perché adesso abbiamo il paziente Lorenzo da Sì. vedere. Di che cosa si tratta? Anche Lorenzo è sonnambulico, quindi realizza tutto ciò che ha realizzato Ivana, quindi l'amnesia. In Lorenzo mostriamo qualcosa di più, nel senso che è totalmente analgesico, ma lo sono tutti i sonnambulici, però noi attraverso una pratica medica che io però non posso fare perché non sono un medico, infatti chiederò aiuto al mio collega del CIM, mostriamo proprio l'analgesia, quindi Ecco, questo è interessante. Sì. Quindi parliamo di anestesia. Parliamo di anestesia, esattamente. Ma anestesia con la mente. Anestesia con la mente, riusciamo a bloccare i centri del dolore. Attraverso la Quindi nostra mente. attraverso la mente, attraverso l'ipnosi, facciamo sì che il paziente si trovi in uno stato che non prova più dolore. Esattamente. Ed è quello che abbiamo detto anche, utilizzata e potrebbe essere utilizzata a mio avviso di più allora in momenti di malati terminali che non possono essere più curati magari con la morfina perché ormai non ha più effetto. In oncologia si utilizza l'ipnosi assolutamente, sì, questo è uno degli ambiti di applicazione. Bene, allora adesso noi ci fermiamo ovviamente perché siamo arrivati alla fine della prima parte. Vi ricordo che questo è sempre Luoghi Misteri, stiamo parlando di ipnosi e anche ipnosi regressiva, e adesso vedremo cosa succede in un momento di ipnosi anestetica.
Sì, va bene, sì. Più o Ci meno. sarà prima il momento preparatorio, naturalmente. Sì, che in gergo è ipnosi analgesica. Esattamente, Bene, sì. a tra poco. Bentrovati amici di Luoghi e Misteri. Questa è la seconda parte della seconda tappa che dedichiamo alla ipnosi e abbiamo dedicato anche alla ipnosi regressiva. È con noi la dottoressa Giustina Veneziano, che è psicologa ad orientamento cognitivo-comportamentale, esperta in neuropsicologia e ipnologia. E abbiamo sentito e vedremo dunque l'ipnosi che può diventare ipnosi analgesica. Però noi, Claudio, abbiamo parlato anche di sonnambulismo, no? Sì. Un po' potrebbe equivalere, no? Una sorta di sonnambulismo. Sì, in qualche maniera sì, io posso fare solo un parallelo astrologico per quello che è il mio campo. Diciamo che in questo caso avevamo parlato prima di Nettuno, che sono le immagini, e l'altro pianeta che è coinvolto è la Luna. Perché? Perché la Luna è le emozioni, infatti abbiamo visto che le donne sono più sensibili a questo fenomeno perché la parte emotiva nel femminile è molto più sviluppata e non a caso ci sono dei casi magari di isteria e tutti questi fenomeni particolari che sono più sensibili e sono, in qualche maniera bisogna fare più attenzione quando si curano queste cose, quando si utilizza questa tecnica. Quindi i due pianeti coinvolti sono la Luna e Nettuno. Perché? Perché sono due pianeti umidi e sono due pianeti soprattutto femminili, che riguardano quindi il mondo emotivo, il mondo dell'immagine. Un'altra cosa importante, proprio come simbolismo, l'immagine. Infatti bisogna concentrarsi su un'immagine per andare in trance o comunque per andare in un altro mondo. Quindi molto spesso anche c'è chi ha delle immagini preferite che usa anche indipendentemente dall'ipnosi, usa per star bene, magari la sera prima di andare a letto, oppure la mattina presto, che sono i due stadi molto particolari, no? Prima di addormentarsi e la veglia la mattina, dove abbiamo visto che avvengono anche questi fenomeni paranormali, perché diciamo un'altra cosa che non abbiamo detto, facciamo solo una piccola parentesi, in stato ipnotico si possono risvegliare dei fenomeni paranormali. È una percentuale piuttosto piccola, però ci sono fenomeni, possono esserci fenomeni di chiaroveggenza, di premonizioni, telepatia, soprattutto telepatia. Avevo letto che ci sono tantissimi casi di telepatia fra il terapeuta e il paziente. Quindi si sviluppano questa cosa. Perché si sviluppa questa cosa? Perché ricordiamo sempre che c'è di mezzo il cervello, c'è di mezzo i neuroni. Non è che è una roba, una magia che viene dal cielo, sono certi neuroni che vengono stimolati. Beh, allora, mi è sembrato di capire che secondo Claudio perdiamo anche stavolta nel confronto con le donne. Cioè, siete più ipnotizzabili degli uomini, cioè, non c'è una volta in cui non riusciamo a prevalere noi. Ma diciamo che noi donne siamo molto fantasiose e creative, Più questo sensibili sì, forse. più sensibili, molto empatiche e quindi più facilmente ipnotizzabili, che non significa quindi essere più deboli o più fragili, assolutamente no. A volte capita che la persona mi dica ma io non sono assolutamente ipnotizzabile, sono una persona forte. Non è proprio la stessa cosa. Entrare in trance significa lasciarsi guidare semplicemente e non c'entra. Insomma, è quindi una questione di neuroni e come dice il comico Giacobazzi, voi donne ne avete milioni che cominciano a girare e noi ne abbiamo solo uno e lavora sempre solo quello, è per quello e che allora tanto vale non inevitabilmente rimaniamo indietro. Poi rimanendo appunto sul discorso dei neuroni, è vero, è assolutamente quello che diceva Claudio, il discorso degli neuroni specchio, tant'è che quando si fanno ad esempio degli incontri di ipnosi collettiva, di ipnosi di gruppo, talvolta capita che una persona entri in trance proprio perché stia osservando un'altra che è entrata e allora agiscono questi neuroni specchio effettivamente, ci immedesimiamo. E allora adesso ci vediamo
il filmato, che è suddiviso in due parti, che riguarda il paziente Lorenzo, che come abbiamo sentito, grazie anche alla collaborazione con un medico, laureato in medicina, Certo. si arriva allo stato di analgesia, quindi allo stato che il paziente non sente più il dolore. Esatto, proprio di insensibilità al dolore. Bene, vediamo la prima parte. Bel sorriso, ok. Dunque, sei partito? Dunque Lorenzo, ti chiedo quanto tu pensi di essere bravo con l'immaginazione, te la cavi? Sì, me la cavo. Ok, allora verifichiamo subito. Facciamo insieme questa tecnica di induzione. Allora, ti chiedo di irrigidire il tuo dito Ok. e poi Posso tenerlo appoggiato qua? puoi tenerlo appoggiato lì se vuoi e poi di articolarlo un pochino. Benissimo, tu hai tutta una serie di ossicina, come tutti noi naturalmente, che ti permettono di piegare il dito. D'accordo. Adesso invece ti chiedo, se vuoi con gli occhi aperti, se preferisci immaginare con gli occhi chiusi, chiudi pure i tuoi occhi, ti chiedo di immaginare, anziché di avere la falange, la falangina, la falangetta, di avere un osso unico che forma il tuo dito indice. Immagina intensamente, porta tutta la tua attenzione, focalizzati sul tuo dito indice e immagina di avere un unico osso che parte dal polpastrello, da qui e arriva fino a qua. Se tu hai un unico osso che forma il tuo dito, eventualmente quell'unico osso lo possiamo spezzare, ma certo non lo puoi piegare. Io ora conterò da 1 a 5. Numero dopo numero, Lorenzo, tu immaginerai sempre di più, sempre più intensamente, sempre più vividamente di avere un unico osso che forma il tuo dito, che compone il tuo dito. Va. Da qui a qua sto toccando il tuo osso intero. Conto fino a 5 e al numero 5 il tuo dito sarà rigidissimo. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, se tu hai immaginato bene di avere un unico osso a formare il tuo dito, se tu sei lì con la mente completamente rivolto a questa idea, a questa immagine, ora il tuo dito indice non si piega più. Tu puoi provare se vuoi. Bravissimo, vedo che stai cercando di piegare il tuo dito, ma più cerchi di piegarlo, meno riesci e più vai in una trance profonda, Lorenzo. Più cerchi di piegare il tuo dito e più vai in trance, più il dito rimane rigido, immobile, dritto, in catalessi, e più tu scendi in profondità all'interno della tua mente, all'interno del tuo inconscio, sempre più in profondità, sempre più giù, ancora di più. Tu puoi andare di più, di più, di più. Bravissimo, molto bene. Sei rilassatissimo, stai bene e il tuo respiro è profondo. Ad ogni tuo respiro la tua trance è sempre più intensa e salutare. Ad ogni mia parola la tua trance è sempre più intensa e salutare. Ora parlo alla tua mente profondissima, Lorenzo. Sei stato bravissimo, sei entrato in trance con questa tecnica in maniera molto rapida. Però ti dico anche un'altra cosa, ogni volta che io e soltanto io prenderò la tua mano sinistra e toccherò proprio qua, dove sto toccando ora. Ogni volta che io e soltanto io farò questo gesto, prenderò la tua mano sinistra e toccherò questo punto della tua mano,
Tu entrerai ogni volta di più in una trance profondissima, sempre più intensa, sempre più salutare e profonda, ogni volta più rapidamente, Lorenzo, ogni volta di più, sempre di più. Ora conto da 10 a 1, dopo il numero 1 riaprirai i tuoi occhi, il tuo dito si ammorbidirà, tu lo potrai di nuovo flettere e piegare, ma immediatamente cosa farò io? Toccherò proprio qua, la tua mano sinistra, in questo punto, e tu entrerai in una trance profondissima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riapri pure gli occhi, bravissimo, il dito è diventato di nuovo bello morbido, come ti senti? Bene. Bene? Cosa ricordi di questo esercizio, di quello che ti ho detto? Mi ricordo il dito rigido, Ok, mi ricordo che mi hai toccato la mano sinistra. sì. Ti ricordi questo forse? Mi dai la tua mano per favore? La tua trance è profondissima. Tu scendi in una trance sempre più intensa, profonda e piacevole. E ogni volta è sempre più rapida. Ogni volta è sempre più profonda. Conto fino a 5 e al numero 5. Sei in una trance completa, totale, perfetta. 1, 2, 3, 4 e 5. Molto bene. Rilassatissimo, ancora più di prima, ogni volta sempre di più. Ad ogni mia parola tu scendi un gradino in più, sempre più in profondità, sempre più rilassato e stai benissimo. Ora conterò da 5 a 1 e tu riaprirai i tuoi occhi, Lorenzo, ritornerai al tuo abituale stato di coscienza e poi faremo insieme un altro esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Apri pure gli occhi. Grazie. Bene, con il risveglio di Lorenzo torniamo in studio perché ci prepariamo a vedere la seconda parte. Sì, assolutamente, però vorrei precisare una cosa, mentre Ivana è una persona con la quale ho lavorato, una persona molto allenata, Lorenzo abbiamo praticamente fatto per la prima volta insieme un lavoro con l'ipnosi, quindi voi avete visto proprio che una persona può entrare in trance nei minuti della durata del filmato. Quindi è, diciamo un po' più impegnativo, però Certo. si può sviluppare tranquillamente. Assolutamente, era la prima volta che lavoravamo insieme. E, abbiamo fatto vedere come prima ancoraggio e induzione. Certo. E adesso vediamo la seconda L'analgesia. parte, l'analgesia. Bene, andiamo a vedere. Lorenzo, dammi pure la tua mano, benissimo. E rilassati, rilassati profondamente. La tua trance è profondissima, profondissima, sempre di più, ancora di più. La tua trance è profondissima, come mai lo è stata prima. È la tua trance in assoluto più profonda e tu stai molto molto bene. Il tuo respiro è intenso, regolare, così come il battito del tuo cuore, e stai bene, sei tranquillo, rilassatissimo, i muscoli si appesantiscono come giustamente accade a chi si rilassa tantissimo, quindi stai bene, abbandonato e rilassato, abbandonato e rilassato. Perfetto. Sei oltretutto analgesico in tutto il corpo. Ogni punto del tuo corpo è analgesico e lo è soprattutto il dorso della tua mano sinistra.
Il dorso della tua mano sinistra è assolutamente analgesico, anestetizzato, completamente insensibile. Ora chiamerò ad aiutarmi il dottor Gonella, poiché io, in quanto psicologa, non posso fare alcune pratiche, quali quella dell'utilizzo del lago, e quindi facciamo un cambio. Il dottor Angelo Gonella ora sta inserendo un ago nel dorso della mano di Lorenzo. Lorenzo non ha avuto alcun tipo di reazione perché è completamente analgesico, quindi in questo momento Lorenzo potrebbe anche essere sottoposto magari ad un'estrazione dentaria, vero dottore? O a un intervento chirurgico senza anestesia chimica. Quindi ecco qua l'ago e il dorso della mano di Lorenzo, che è perfettamente rilassato. Come stai, Lorenzo? Bene. Bene? Vuoi aprire i tuoi occhi? Conto da 3 a 1, rimani in una trance profondissima e apri i tuoi occhi. 3, 2, 1. Ora, Lorenzo, ti chiedo di guardare le tue mani. Tutto a posto? Sì. C'è qualcosa di strano, qualcosa che non dovrebbe esserci? No, No, tutto a posto. sempre i soliti esami, quindi direi tutto a posto. Tutto a posto, d'accordo. Molto bene, grazie mille. Adesso conto da 1 a 3 e ritorni in una trance profondissima. 1, 2, 3, profondamente rilassato. Un blackout totale. Grazie mille, ringraziamo anche il dottor Gonella che mi ha sostituita e poi voilà. Torniamo da Lorenzo, così ora lo risveglierò. A breve conterò da 10 a 1, Lorenzo, dopodiché tu riaprirai i tuoi occhi e rientrerai nel tuo abituale stato di coscienza. Ti sentirai molto molto rilassato, ti sentirai piacevolmente tranquillo e carico. Dopo una giornata intensa recuperi le tue energie, come se avessi dormito qualche ora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vi faccio notare il flutter palpebrale. Ecco qua.
Il movimento delle palpebre rapido e involontario. 5, 4, 3, 2, 1. Riapri pure i tuoi occhi. Buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Ok, come ti senti? Bene. Bene, rilassato? E le mani? C'è qualcosa di diverso? Credo che mi diate punto. Perché... Esatto. Hai visto il puntino di sangue, la Sì, briciolina? sì, sì. Va bene, ma senti dolore, senti fastidio? Possiamo rientrare perché tutto quello che doveva accadere è accaduto, ma la cosa che ha suscitato il mio interesse è quella di aver riportato ad uno stato vigile Lorenzo, se non sbaglio, sì, Lorenzo, e Lorenzo comunque continuava ad essere anestetizzato. Assolutamente sì. Allora, in quel piccolo frangente in cui ho chiesto a Lorenzo di guardarsi le mani, era ancora in trance, nel senso che l'ho cioè, gli ho fatto aprire gli occhi, ma era ancora in trance, ok. perché vorrei sottolineare una cosa, che non ha visto nulla. Lui ha realizzato quella che si chiama una allucinazione negativa, cioè non c'era nulla sulla sua mano, però quello che lei dice è assolutamente vero, nel senso che anche dopo l'effetto analgesico prosegue, no? Anche quando la persona viene risvegliata, fra virgolette, dalla trance. Vorrei ancora dire una cosa, perché avrete notato senz'altro quello che è chiamato flutter palpebrale, che è un fenomeno abbastanza particolare, no? Abbiamo potuto proprio apprezzare che Lorenzo stava tirando su... Ho visto qualcosa, sì, prego. Esatto, cioè aveva su praticamente, no, le pupille verso il centro, convergenti verso il centro e verso l'alto, e noi vedevamo la sclera, quella parte bianca dell'occhio. Sì, esatto. E quindi questa è una cosa che accade di frequente quando la persona è in trance molto profonda. E adesso siamo arrivati alla fine. Io sono curioso di vedere Fofo, il gatto rosso, ipnotizzato. Ce lo facciamo vederlo? Ce la facciamo, il filmato è molto breve. Perfetto. Però, allora, insomma. vediamoci anche Fofo che viene ipnotizzato. E risuonano le sue cellule, soprattutto le sue cellule cerebrali, risuonano e vibrano, risuonano, guarda, risuonano e vibrano esattamente le sue. Lui sta benissimo, tu stai benissimo. Lui prova una pace, una serenità particolare e lui ora fa rifusa. In parte sua. E lui Era qua. E abbiamo dovuto tagliare un pochino perché c'erano altre persone, naturalmente per la privacy. Eravamo a una cena a casa mia e stavamo ipnotizzando una signora, una cara amica, che è crollata letteralmente al suolo sul tappeto. E nessuno naturalmente stava guardando il gatto che si faceva gli affari suoi. A un certo punto una persona si è girata e lo ha visto completamente ribaltato. Quindi che cosa sarà successo? Due ipotesi. Vabbè, premettendo che esiste l'ipnosi animale, assolutamente, noi possiamo ipnotizzare cani, gatti, galline, tantissimi animali sono ipnotizzabili, però in questo caso cosa sarà capitato? O il Fofo, il mio gattino, ha utilizzato i suoi neuroni specchio e quindi vedendo una persona crollare si è crollato anche lui, oppure è intervenuta l'azione dell'amigdala, che è, diciamo, quella parte del nostro cervello che si mette in funzione quando siamo in una situazione di pericolo, quindi o con l'attacco o con la fuga, oppure con quello che è accaduto al Fofo, un freezing, cioè bloccarsi. L'animale finge, fra virgolette, di essere morto per non essere predato, e quindi chissà. Però diciamo che il risultato è esilarante. È quello che è accaduto. Claudio,
Ma, Rimane aperto il quesito. sì, quello rimane aperto, ne parleremo magari un'altra Beh, volta sempre di se quello che Giustina, c'è. ci darà l'opportunità di Molto venirci a trovare, volentieri, no? assolutamente. Parleremo la prossima volta Claudio diventerà il coprotagonista perché parleremo di ipnosi regressiva per andare a vedere le vite precedenti. Molto volentieri, grazie. Giù- Sì, Diciamo sì, che sì, È dell'invito. io una avevo una promessa? domanda. È una promessa. Io avevo una domanda a fare a lei. Sì, Ma andiamo i veloci. fakiri usano l'ipnosi? Assolutamente sì. Infatti era la risposta più logica. Abbiamo svelato perché si siedono sui chiodi. Esattamente. Ma Come è Lorenzo, è un'autoipnosi. è un'autoipnosi, come Lorenzo naturalmente con un solo ago, magari Fakiri con tanti Con tanti. chiodi, oppure che si può camminare sui carboni ardenti Ecco, o altre cose, ecco. sì, Quindi assolutamente. anche la camminata sui carboni ardenti avviene per autoipnosi. Esattamente, sì, 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 assolutamente. Poi ci sono delle tecniche, nel senso che si cammina molto rapidamente, Beh, ci si quello è chiaro. rinfresca molto i piedi prima di sì, partire, però sì. si entra in uno stato di modificazione di coscienza. E quindi si diventa in un certo senso Analgesica. anestetizzati. Esatto, esattamente. Situazione analgesica. Esattamente. Bene, io ringrazio Giustina di essere venuta con noi, lo ricordo ancora, abbiamo avuto Giustina Veneziano che è psicologa ad orientamento cognitivo comportamentale, esperta in neuropsicologia e ipnologia, che mi ha messo alla prova anche per quel che riguarda la pronuncia di queste parole. Lo fa si occupa di ipnosi da oltre 10 anni, vive a Carmagnola in provincia di Torino, riceve regolarmente, Sì, no? certo, Dove ha fondato con il dottor Angelo Gonella, che abbiamo visto protagonista nel momento in cui abbiamo visto la parte di ipnosi anestetizzante, uso un termine forse un po' più comprensibile, ha fondato il centro Ipnosi Medica, dove l'ipnosi medica e clinica è insegnata ai professionisti sanitari. Claudio, 2 belle puntate, Sì, vediamo, sono i misteri, perché queste sono cose che comunque... Lo cataloghiamo come mistero? Per me sì, perché le cose non sono cose di tutti i giorni, non è che capitano è tutti chiaro. i giorni. Poi è chiaro che c'è dietro l'uomo, questa è l'altra riflessione da fare. Sono sempre le capacità umane, questa sensibilità che noi abbiamo, che può essere superiore, più grande, meno grande a seconda delle persone, ma è quella che alla fine fa fare questo salto di qualità e quindi si spiegano tutta una serie di altri fenomeni che altrimenti non si potrebbero spiegare. Ecco, sicuramente è interessante e accattivante, no? Come mistero. Sì, come mistero, ma anche come pratica medica. Ovvio, Io ovvio. naturalmente. Non dimentichiamo, come ho detto all'inizio, Certo. che è un mistero comunque che si può... Assolutamente. Può essere tangibile, non come i misteri che ci avvolgono e Assolutamente. dei quali non ci rendiamo conto, oppure chi se ne rende conto viene preso a volte per matto, no? e quindi questi rimangono e sono destinati a rimanere davvero dei misteri. Ma luoghi e misteri è una cosa concreta. Lo vedete, lo state vedendo, no? Siamo arrivati alla 60ª puntata ormai ed eravamo partiti quasi per scherzo. Grazie quindi soprattutto a voi che avete dimostrato un grandissimo interesse per il nostro lavoro. Per cui il cammino prosegue, luoghi e misteri.